capoconsolo di questo gruppo è Michele Purracchio. Da dire inoltre che la categoria ha rifatto a proprie spese nel 1986 parte dei suppellettili argentei che state vedendo. Questo dei metallurgici è uno dei misteri dei gruppi, uno dei gruppi delle maestranze, particolarmente attivo, quantomeno non voglio dire il più attivo, comunque abbastanza vivace da questo punto di vista per le competizioni, ma che sono storiche tra l'altro, tra i vari gruppi, che si effettuano anno per manifestare qualcosa di più degli altri ovviamente. Un'altra caratteristica di questo gruppo è la presenza della famiglia dei Lamantia, che sono la famiglia dei Massari, dei portatori. Una cosa che mi hanno pure pregato di dire e che dico molto volentieri è il fatto che hanno fatto una raccolta di denaro quest'anno e hanno acquistato una collana con una medaglia e l'hanno offerta come ex voto, come del resto c'è un'usanza, tra l'altro naturale e normale effettuare. Ne parleremo infatti anche di altri ex voto